Il cancro al seno è la prima malattia letale diffusa e cronica in cui il trattamento può ridurre significativamente la mortalità. Questo grazie ai notevoli progressi nella conoscenza della biologia della neoplasia, i programmi di screening, le terapie ad hoc e i farmaci a bersaglio molecolare. Al giorno d'oggi il tumore al seno è capofila nel percorso della medicina personalizzata dei tumori, dove il giusto trattamento viene fornito al paziente al momento giusto. Ecco che diventa indispensabile l'aggiornamento. Da questo presupposto nasce Breast Cancer Conference Include, meeting internazionale in programma da lunedì a mercoledì prossimo al Centro Congressi Papa Luciani di Padova. Siamo a un punto molto buono, ormai per il tumore della mammella la probabilità di guarire si avvicina al 90%, 9 su 10 delle donne che sviluppano il tumore della mammella quindi guariscono. Si sta lavorando per aumentare ancora di più questa probabilità e soprattutto si sta lavorando, in particolare qua in Veneto, per creare una rete di oncologie che condividano i percorsi terapeutici e che offrano a tutte le donne con tumore della mammella la stessa probabilità di guarire. Cosa manca invece? Quello che manca è, come ho detto, ancora un po' di aspetti organizzativi e su questo si sta lavorando con molta attenzione e manca quel 10% di donne che ancora non riusciamo a guarire, per le quali però la ricerca sta facendo passi importanti e sperabilmente nei prossimi anni anche per queste donne vi saranno opportunità di cura. Questo appuntamento internazionale giunge quest'anno alla nona edizione e prevede la partecipazione dei massimi esperti che si occupano di cancro al seno.